sindaci della destra Tagliamento chiedono di ripristinare la linea ferroviaria Casarsa-Spilimbergo nell'ottica di uno sviluppo di reti di comunicazione ferroviaria sul territorio e di affrontare insieme in questo modo il problema della riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato, che prevede la chiusura di 270 uffici sul territorio nazionale, di cui 2 in provincia di Pordenone, il posto Polfer di Casarsa e della sezione postale di Pordenone. Nell'occasione i rappresentanti sindacali di UGL e SIAP, Raffaele Padrone e Michele Dolcette, hanno fornito dati significativi per le 2 realtà nel mirino della riorganizzazione del sistema sicurezza. Alla Polizia Postale di Pordenone nel primo trimestre del 2014 sono stati aperti 200 fascicoli e sono state denunciate 30 persone per reati online. Per quanto riguarda la Polfer di Casarsa, nel 2013 le attività di vigilanza sono state 650, i treni scortati sulla linea Trieste-Venezia-Firenze sono stati 800 e le persone identificate in prossimità dello scalo ferroviario sono oltre 400. Nel corso dell'incontro è stato inoltre rilevato che lungo le linee ferroviarie dismesse i caselli abbandonati vengono occupati da persone senza fissa dimora.